qui oggi abbiamo toccato dei punti essenziali e fondamentali, dalla videosorveglianza alla polizia municipale a quella che è l'illuminazione pubblica. A Nuoro un vertice sulla sicurezza stradale ha visto i sindaci Barbariccini esprimere forte preoccupazione per l'aumento degli incidenti. Chiedono più telecamere di sorveglianza, migliore illuminazione pubblica e più agenti della polizia municipale. Il prefetto Nigro ha invitato i comuni a presentare progetti per ottenere finanziamenti per la videosorveglianza. Durante l'incontro è emerso anche il problema della carenza di personale nella polizia municipale, con il sindaco Barone che ha evidenziato limiti di budget per nuove assunzioni. Allora, il focus e quindi la necessità di questo incontro con tutti i sindaci dei comuni del territorio nasce dall'esigenza anche legata a una serie di episodi più o meno recenti e per dare attuazione anche alla recente direttiva del Ministro dell'Interno proprio sulla sicurezza urbana. Ovviamente con il concorso delle forze di polizia è, come dire, mio intendimento richiamare l'attenzione anche alla responsabilità degli amministratori locali su tutte le attività a concorso che loro possono mettere in campo per aumentare la vivibilità e la serenità delle rispettive comunità. Oggi si parla di sicurezza stradale. Aurosei, che è un centro turistico importante per il territorio nuorese, aumenta soprattutto il traffico in estate. Voi avete questo problema soprattutto in estate. Come lo affrontate? Quali sono le difficoltà che in genere trovate? Allora, il traffico sicuramente aumenta perché aumentano le presenze. Noi implementiamo il personale della polizia municipale con dei vigili che comunque sono in servizio durante la stagione, quindi vigili estivi, e abbiamo la fortuna di avere un distaccamento di carabinieri nella frazione di Sosalinos che ci permette anche quello di potenziare la sorveglianza, una maggiore sorveglianza anche della viabilità. Abbiamo intenzione di potenziare il nostro servizio di videosorveglianza, quindi aumentando il numero delle telecamere nei punti strategici, nelle scuole e anche nei litorali, in modo tale da avere un controllo proprio specifico del territorio. Quindi diciamo puntiamo su un maggiore controllo con risorse umane, ma in particolare con la videosorveglianza. No, sindaco di Oliena, la nota dolente per Oliena è il ponte di Valvo e Cherpu, visto che oggi si parla di sicurezza stradale, delucidazioni in merito. Beh, certo, anche questo discorso della viabilità in qualche modo non aiuta per quanto riguarda la sicurezza, creando sempre di più malumore tra la gente che deve appunto percorrere ulteriori chilometri per arrivare al posto di lavoro. Per cui credo che questi siano segnali importanti anche dal punto di vista della sicurezza urbana dei cittadini. Le novità che ci sono è che pare che siano arrivate finalmente il materiale mancante e quindi a breve dovrebbero terminare i lavori e consegnarlo poi alla cittadinanza, alla viabilità. Un altro aspetto poi che in qualche modo vincola i comuni per quanto riguarda la sicurezza è quello del tetto di spesa del personale che non potendo essere superato pur avendo spazi assunzionali non si può rimpinguare magari il corpo dei vigili urbani e questa è una carenza che bisogna cercare di superare con norme nazionali che vadano a erodere quello che sono quelle attuali sul tetto di spesa appunto per il personale.